Buongiorno, oggi è lunedì, buon inizio weekly vlog a me e piove, che bello, oggi piove, bello, un bellissimo tempo. C'è Parma che mi aspetta lì sul comodino perché ha fame. Sabato, ieri, che sabato, ieri ho messo lo smalto bianco anche sui piedi. Questo tempo non aiuta a fare i video, mi sa che oggi non vloggerò perché sarò a casa tutto il giorno e non avrò niente da farvi vedere e devo fare il letto. Fuori ci sono 14 gradi, ma sembra più freddo di 14 gradi. Peccato che piova oggi. Giovedì hanno messo di nuovo bello caldo. Vabbè, sarà quel che sarà, vedremo, no? I gatti non ci sono. No, di solito mi spiano sempre. Adesso mi vesto. Ho di nuovo l'allergia agli occhi, la congiuntivite. Soprattutto questo si nota perché ho l'irritazione, il rossore qua. E è l'allergia di nuovo perché sabato ho rastrellato il prato e la conseguenza è questa. È stata questa. Infatti ieri avevo un po' gli occhi che mi davano fastidio, oggi ho quest'occhio che mi dà fastidio. Ho ancora un po' di collirio, quindi magari metto una goccia di quello. Poi ieri sera ho aperto il mobiletto dei medicinali, che mi accendo la luce, ecco, e ho trovato tutte cose scadute. Devo sistemare il mobiletto delle medicine, il pezzo sopra. Va bene, ci sentiamo più tardi e non so quanto vloggerò oggi, quindi magari ci sentiamo anche domani. Dipende da cosa faccio. Ciao ciao! Che bella che sei nella vasca! Wow! E sei bella, eh? Vero Pepe? Buonasera, sono tipo le 8 e ho fatto tutti i mestieri, ho appena portato fuori le immondizie, è arrivata la gatta, quella che viene anche d'inverno, o viene anche, insomma, ogni tanto capita, e le ho dato qualche croccantino, e allora è qua fuori che se li mangia, adesso ve la faccio vedere. Patatina fritta, che sei bella. Sono buoni, sono buoni. Ciao, amore, sì, tante coccole. Sono buoni i croccantini. Senti Pepe che piange. Buoni. L'uccellino. C'era un cippi, vero amore? Buongiorno. Oggi sono solo 13 gradi, ancora più freddo. Mamma mia, è sempre più freddo. Speriamo sì che torni il caldo veramente perché così fa freddo. Adesso devo, a parte dar da mangiare ai gatti perché mi sono proprio appena alzata, devo aprire le finestre. Entriamo nel buio. Apro le finestre e poi oggi devo andare a comprare il pane perché l'abbiamo finito ieri sera. Oddio. E luce fu, ma forse troppa luce. Ieri, Madonna, cosa hanno fatto i gatti? Ho appena visto. Hanno tirato giù tutta la tovaglia, tutto. Hanno giocato questa notte. Mamma mia, se giocano. Cioè, non si può dire che siano smorti sti gatti, eh. Ma veramente. Io quando sono un attimo più fermi mi preoccupo perché sono molto attivi e quindi quando stanno un po' troppo fermi c'è qualcosa che non va. Però hanno giocato effettivamente troppo. Vabbè. Dunque, ieri ho registrato 3 video. Sì, 3 video. Uno devo finire di registrarlo oggi, stasera, perché è un video, mettiamo tra virgolette, tutorial. Non è proprio un tutorial, ma lo devo finire questa sera perché dovevo aspettare un giorno, 24 ore. Diamo da mangiare ai gatti
E poi forse posso vivere perché panna mi stressa l'anima. So che mi avete detto che non vi piace questo coso, ma l'ho messo anche oggi. Dunque, per avere i capelli tutti in ordine legati, e gli elastici normali mi tagliano i capelli praticamente, ridotti come sono, tanto domani mattina ho la parrucchiera. Mi sono preparata per un tutorial, vedete qua c'è la scatola delle perline. Ok, ho preparato il video dei materiali e devo registrare il tutorial, però prima adesso mi vesto, mi do una mossa e vado a comprare il pane. È abbastanza lungo registrare il video tutorial di perline. Ecco, fatto questo, adesso non dovete guardare il tavolo, ok? Perché è una sorpresa per settembre. Sto registrando i video tutorial di settembre, sì, visto che siamo in agosto, sono giusta, dai. Ho messo su questi pantaloni qua che hanno veramente tantissimi anni, sono quelli che stanno giù col cavallo basso. Solo che non so mai qual è il dritto, qual è il rovescio, perché non c'è l'etichetta. E poi, sì, sempre smalto bianco. E poi ho messo su questa maglietta qua, una canottiera semplice bianca sotto, e sopra ho messo invece questa maglietta che avete già visto una miriade di volte. Ecco, questo è il mio outfit di oggi. E in più questo bracciale collana, collarino, e il mio elastico. E a me piace. Devo semplicemente stare comoda, guardate qua che roba. Quindi non mi vesto chissà come, tanto poi tornerò a casa, quindi non devo andare a fare la sfilata di moda. La lavatrice si è un po' spostata. Non so se capite, ma insomma si è spostata. Adesso Marina deve rimetterla in ordine. Comunque questa maglietta, secondo me, questa qui l'hanno messa contraria, cioè l'etichetta l'hanno messa al contrario, perché è più lunga davanti e più corta dietro. Quindi secondo me l'hanno fatta contraria proprio. O deve andare un po' più su, così tipo. Però così a me dà fastidio perché taglia il collo. Vabbè, Pippo dorme. Pepe invece sulla sedia al sole. E Panna è qua che aspetta il nulla. Panna, hai già mangiato? E poi vado perché... Ok, ho chiuso tutto, dopo devo stendere la lavatrice, il caffè latte ce l'ho qui che si raffredda perché era veramente troppo caldo, quindi tempo che torno a casa è pronto da bere. E poi registro i video tutorial. Tornata a casa, mi sono già ricambiata, sono già in pigiama. Sono stata tipo 5 minuti buoni per cercare di mettermi in statale oggi, c'è veramente tanto traffico. Ci vediamo più tardi. Un acquisto Wish, un altro in anteprima, sono bellissimi, sono... sapete sono quelle decorazioni per unghie che voi mettete nell'acqua, rimane la pellicola, la prendete con una pinza e la mettete sull'unghia. Ecco, sono questi qua, sono bellissimi, belli, sono fatti bene. Alcuni sono fatti un po' sfocati, e invece altri sono stampati molto bene, tipo questa decorazione qua stampata bene. E quindi, visto che ho lo smalto bianco, posso quasi fare quelli pomeriggio. Non c'è granché bel tempo, si è annuvolato tutto, c'era il sole oggi, ma adesso non c'è più sole. So che vi ponete la domanda, ma l'ho detto tante volte, ma stendi la biancheria, però poi non la stiri? No, non la stiro la biancheria. Appena la ritiro che è asciutta, la piego subito e la metto via, in modo che non si stropicci, perché poi... voi la mettete lì la lasciate lì magari per poi stirarla dopo un qualche giorno, magari che non avete voglia subito, la biancheria si stropiccia ancora di più, cioè per forza dovete stirarla dopo. Invece se voi la stendete bene e poi la piegate subito appena asciutta, è diverso. Dipenderà anche dalle tipologie di stoffe, non tutte sono uguali. Però io ecco non stiro, niente, ho precisato questa cosa. Va bene. Pomeriggio quasi non mi faccio vedere e provo a creare ancora un pochino quelle perline. Vi saluto, ci vediamo domani e se ho qualcosa da dirvi ci vediamo anche nel pomeriggio o in serata, altrimenti ci vediamo domani. Ciao! Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì. Mi sono scaldata una brioche che ho preso ieri al Lidl e mi faccio colazione, però mi sono già lavata e ho già fatto pulizie di casa,
Sì, perché sono alzata da almeno un'oretta. Dicevo che devo andare via dalla parrucchiera e quindi devo darmi anche una mossa a fare la colazione. Non so come vestirmi perché il tempo è strano. Non è freddo fuori, però è un pochino, cioè è tutto un po' coperto. Però non fa freddo, è un tempo veramente strano. E vabbè, domani mattina forse andrò in gita, per cui non ci sentiremo, magari vi faccio sentire per il buongiorno, però durante il corso della gita non so se mi farò sentire, se vloggerò, ecco, perché comunque penso di andare in un posto dove sono già stata e quindi è inutile che faccia un video. Mi metto qua la luce. Ieri poi ho messo questo sticker, chiamiamolo sticker, ma è stato complicatissimo metterlo. Non si attacca all'unghia, bisogna aspettare un po' che si asciughi proprio l'adesivo e poi allora inizia a attaccare. È stato veramente un problema metterli. Tutto questo qui con i fiori. Dovevo mettere anche sul pollice, ma alla fine ho deciso solo per un dito. E comunque non è male. Dai, devi fare la colazione che è tardi. È tardi. Devo mettere a scaldare questo. Arrivo. Qui c'è la mia brioche. Aspettate perché fa proprio buio qua, Ho una cucina buia. Luce c'è solo se accendo il neon. Ho scaldato un pochino questa brioche. Sembra ciunga perché è di ieri. Ma me la mangio pucciata nel caffè latte con il caffè finto. Ecco, il caffè solubile, per me è caffè finto, quello non sa la caffè. Il vero gusto di caffè non è neanche quello della moka, è quello delle capsule. Io il caffè di moka faccio fatica a berlo. Se non abbiamo le capsule, lo bevo. Se no preferisco ancora quello solubile, perché quello di moka mi fa... sembra acqua sporca. Va bene. E se io accendo il microonde forse si scalda il caffè latte. Uscita dalla parrucchiera, spero sentiate qualcosa perché c'è vento, là dietro c'è mia mamma che fa la foto al pelmo, ve lo faccio vedere anch'io il pelmo, eccolo là. E adesso è quasi mezzogiorno, quindi giusto per andare a fare il pranzo, cioè io, mia mamma no, mia mamma non fa pranzo oggi. Il campanile di San Vito è lì. E boh, ho fatto il frisè, li ho accorciati, infatti sono abbastanza corti. Bene, andiamo. Tagliati anche lei. Guarda. Non vuole. Eccomi qua. Allora, ringrazio Giulia, Maura e Marina che mi hanno commentato sotto il video della mia esperienza Fitline. Con quel video io volevo dire che se di base non si fa attività fisica e non si mangia bene è assolutamente inutile prendere quegli integratori, perché appunto io li ho presi perché so di avere mancanza di vitamine, soprattutto del gruppo B, e quegli integratori sono pieni di vitamine del gruppo B, ma e comunque le prendevo già prima le vitamine, quindi non mi cambia, cioè non mi è cambiato molto, mi è cambiato soprattutto sotto il piano economico, perché comunque quegli integratori veramente costano tantissimo per quello che c'è dentro. Questo è quanto per quanto mi riguarda. E vi ringrazio con i vostri commenti, spero che le persone leggano i vostri commenti perché appunto spiegano quello che in realtà è la verità, cioè quei prodotti in sé non fanno niente, cioè ti danno sì vitamine e minerali ma non fanno niente di più, cioè non sono miracolosi, sono le vitamine e minerali, non vi fanno dimagrire, ecco, questo è in sostanza. E quindi vi ringrazio appunto per i vostri commenti, spero che la gente li legga. Avendoli io provati per diversi mesi posso realmente dire come mi sono trovata, non è che li ho usati qualche giorno, li ho usati per diversi mesi e adesso mi sento di finire quelli che ho e lasciarli, perché comunque ho visto che più di quei benefici non danno,
sul mio corpo almeno. E spero che la mia esperienza serva anche a qualcun altro. Non fatevi influenzare da chi vi dice sì, dimagrite in una settimana, dimagrite 10 kg. No, non è vero, non si dimagrisce così tanto, anche perché non è salutare. Quindi non so, non fidatevi di quello che leggete in internet. Io li ho presi per pura curiosità personale e appunto la mia esperienza, ve l'ho detta, non è stata né positiva né negativa, è una via di mezzo. Comunque non mi sento di continuare, adesso che è agosto, non mi sento di continuare con questi prodotti. Li finirò ovviamente perché li ho pagati, ma non mi sento di andare avanti e inizierò a riprendere di nuovo le mie solite vitamine, il mio complesso multivitaminico è risolta lì, basta, perché alla fine non mi sembra il caso di continuare. Spero che tutti abbiate seguito questo pezzettino di video perché è importante. Ho fatto i mestieri di casa. Allora, prima mio amoroso mi fa con quella maglia sembri una balena, perché è una di quelle maglie che vi ho fatto vedere nel video, larghe, e quindi sì, sembra, oddio, sembra che io sia più grossa di quello che sono, ma è fatta così la maglia. Che bel complimento, vero? Aperto la finestrella, Pepe, e qui ecco, è sceso. Non so se mettermi un pochino a perlinare o a fare le anteprime dei video che ho caricato, 2 video che ho caricato ieri. Cioè, nel senso, pomeriggio so cosa fare, ma adesso che è appena dopo pranzo, è l'1:10 e quindi sto pensando a cosa combinare. Io vi saluto, ci vediamo più tardi. Ma ieri non vi ho detto, mi sono dimenticata di dirvi che sono andata a fare la spesa ieri pomeriggio. Per quello poi non l'ho neanche registrato. Sono arrivata a casa alle 6, ho messo via tutta la spesa, alle 6 quasi, sì. Poi ho messo via tutta la spesa, ho fatto 90 euro di spesa. Sono stata al Prix, al Lidl e alla EO. E quindi ho preso un po' di cose perché mi servivano. Ho preso la verdura, ho preso la frutta che buona. Devo ancora finire quella che avevo preso sabato. Però adesso, tra oggi e domani, insomma, la finisco, quindi ieri ne ho presa altra. Vabbè, ho preso tante cose, tranne la carne che ho già. Vi saluto, ci sentiamo domani mattina che parto prestissimo per andare in gita. E alle 6 in teoria c'è la partenza, Qui da casa alle 6 si parte. Però poi vediamo, perché alla fine sono sempre in ritardo. Mi preparo stasera già lo zaino, gli scarponi li ho già preparati, ho già fatto alcune cose. Stasera preparo la pappa per domani, che faccio una porzione di riso come l'altra volta anche per la mia amica, quindi preparo stasera, così domani è già pronto, non mi metto alle 4 di mattina a fare il riso. Domani praticamente andrò di nuovo al lago di Sorapis, visto che hanno previsto una giornata calda e stabile, con temperature superiori alla norma, quindi è la giornata perfetta per andare. Ma che bella luce che c'è qua! Bon, Panna fa la nanna e io vi abbandono, ci vediamo domani, ciao! Buongiorno, sono le 5:30 e sto preparando lo zaino. Tra mezz'ora devo andare via, assolutamente mezz'ora. È tutto nuvoloso fuori, e il che è preoccupante che sia tutto nuvoloso così, sì. Vabbè, speriamo che si migliori il tempo, insomma. Avevano messo bello, adesso è tutto nuvoloso, quindi non lo so. Vabbè. Adesso ho preparato tutto il cibo tra ieri sera e stamattina. Sì, è prima. Mi sono svegliata alle 4:30. No, prima delle 4:30. Tipo le 4:04. Non lo so. E ho preparato tutto, adesso mi vesto e faccio colazione e poi vado via. Buongiorno, oggi è già venerdì oggi. Oh, è l'ultimo giorno del weekly. Ieri non ho praticamente registrato. Vabbè, pazienza, oggi non farò niente, quindi questo weekly vlog sarà molto corto, perché oggi non farò niente. Vabbè, sono un po' abbronzata, ma sono già tutta bianca, cioè ho perso tutta la bronzatura. No, sono un po' colorata, ma non ho più preso sole da... forse dopo il mare ho preso qualche volta sole, ma poche volte, forse 2 o 3. Ecco via. Ieri è stata una bella giornata, non nel tempo, perché il tempo è stato veramente nuvoloso su al lago di Sorapis, però è stata veramente rilassante come giornata.
lassù proprio te svuoti la mente, non so come spiegarlo. A chi piace la montagna, a chi piace andare sulle montagne e stare nella natura forse può capire. È proprio, non lo so, ci si rilassa veramente tanto. Lassù poi siamo arrivate su alle 8, a meno 20 alle 9, siamo arrivate alla meta e c'erano solo 4 tende perché erano ragazzi accampati e basta, non c'era nessuno ancora, si stava benissimo, c'era un silenzio, una pace, si sentiva un uccellino ogni tanto e l'acqua del ruscello, ma leggera leggera, basta, veramente bello. È un posto consigliato, però io consiglio di andare la mattina presto perché dalle 10, 10 e mezza si riempie, inizia ad arrivare sempre gente, fino al pomeriggio arriva gente, per cui si riempie proprio, sembra tipo una spiaggia di, che so, un posto che conoscono tutti, Rimini, ecco, si riempie e diventa così come posto. E anche se il sentiero è stretto, per cui ci si deve fermare, lasciar passare, ogni tanto si fermano gli altri, fanno passare te. Ci vorrei tornare ancora una volta prima dell'inverno, ma anche 2 volte, perché no? Io ci tornerei veramente volentieri. E nonostante sia faticoso, perché comunque è abbastanza faticoso, soprattutto le salite sono abbastanza toste, per il resto il sentiero è veramente bello, molto panoramico. Mi dilungo perché tanto ieri non ho registrato. Chi vuole ascoltarmi mi ascolta e chi non vuole chiuda il video. Quindi mi sono appena alzata. E ecco, ieri poi siamo partite dal lago di Sorapis e siamo scese alle 2, siamo partite da su, siamo arrivate giù alla macchina alle 3 e niente, poi siamo tornate a casa. Vabbè, io ho sonno. Ieri sera ero stanca morta, però ho postato delle foto su Instagram. Se vi interessa vedere il lago di Sorapis, andate sul mio Instagram e lì vedete le foto. Panna è super coccolosa perché ha una fame di quelle. Vero Panni? Sì! Panna! Ieri volevo fare il bagno nel lago, solo che era proprio freddo. C'erano le nuvole, poi usciva il sole, stava tipo un minuto, poi tornava tutto nuvoloso. Era freddo, sì, senza sole era veramente freddino. C'era Panna che stava per cadere. E quindi non mi sono fidata a fare il bagno, veramente. Mi è dispiaciuto per il tempo atmosferico, perché avevano messo tempo stabile e era tutto nuvoloso. Però tra le montagne si sa che è così. Panna. Mau, amore, panna, 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 panna. Volevo farvi vedere che cosa ho trovato. A parte il tappeto che era tutto spostato, questo è quello che hanno combinato la notte. Cioè, io non potrei neanche più tenere le tende, veramente è impressionante. È il piccolo che gioca con la tenda, guardate come l'ha ridotta. A parte che lavata dovrebbe tornare praticamente come nuova, forse. Ecco, e la tenda era incastrata dietro alla sedia e lo faccio apposta perché così non più di tot non la spostano. Hai finito di piangere? Lo sappiamo tutti che hai fame, hai sempre fame, lo dico sempre che hai sempre fame. Ciao Pepe. Ciao Pipo. Pipo. Ciao. Amore. Vado alla macchina e vado a prendere il pane e la pappa ai gatti perché sono senza, stranamente. Spesa fatta e piove. Qua non c'è neanche un gatto. Oh, c'è il mio Alfa. Ecco. Vi faccio vedere il mio Alfio. C'è Alfa. Buongiorno Alfa. Stavi facendo tanta nanna, Alfietto. Sì. Oh, c'è Angela. Ciao bellissima. Ciao bella. Ciao bella Angeli. Ciao Angelina.
No, Alfredo, stai lì. Oh mio Alfredo. E cosa c'è? Ma guarda che ti bagni. Sì, Angela. Sta decisamente piovendo. Oggi a pranzo farò una pasta fredda, non so di che tipo, anche se il tempo non è da pasta fredda, però oggi ho intenzione di farla lo stesso. E vi ringrazio per tutti i suggerimenti che mi avete lasciato sotto il video del vlog di sabato e domenica. Vi ringrazio per aver guardato questo weekly vlog. Io lo stacco direttamente adesso perché oggi appunto non sarà una giornata produttiva, non sarà una giornata dove andrò in giro e quindi mi sembra inutile portare avanti un vlog stando sempre in casa e facendo le cose di casa. Quindi niente, vi ringrazio per aver guardato questo weekly. Vi aspetto la prossima settimana. Ciao a tutti e grazie ancora per tutti i commenti che lasciate. Ciao, grazie.